Ricordati che con i tunisini non si scherza. Si erano allontanati con una nuova minaccia i due stranieri che lo scorso 21 dicembre hanno aggredito un gruppo di giovanissimi che stavano parlando tranquillamente tra di loro ai giardini dell'Arena, 19 e 20 anni, ben conosciuti dalle forze dell'ordine. I due tunisini regolari in Italia sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di rapina. La coppia, armata di una sbarra di metallo, si era avvicinata al gruppetto di 5 ragazzi, 3 minorenni con altri connazionali, e senza perdere tempo li aveva assaliti con violenza. Avevano colpito con una sbarra di metallo un 19enne per poi aggiungere pugni al volto, alle braccia e alla schiena. Un 16enne era stato invece spinto contro una parete colpendolo con pugni e provocandogli lesioni guaribili in 10 giorni. Si erano poi rivolti a un 20enne a cui avevano strappato dalle mani un marsupio di marca con dentro un cellulare, i documenti, la carta di credito e 50 euro in contanti. Le indagini condotte dagli agenti della squadra mobile di Padova hanno portato all'individuazione dei due tunisini che sono stati arrestati dopo essere stati riconosciuti dalle vittime. Una lunga serie di precedenti per i due giovani. Il 19enne ha ben 3 alias e una serie di segnalazioni per spaccio, rissa, ha inoltre alcune denunce per rapina. Anche il 20enne, 6 gli alias forniti alla polizia, ha numerose accuse anche per invasione di terreni. Per questi precedenti i due tunisini sono stati arrestati, misura eseguita nella tarda serata di mercoledì dopo che sono stati rintracciati nei pressi del cavalcavia Borgomagno.